stiamo proseguendo le indagini nei confronti degli altri due soggetti che secondo noi sono gli esecutori materiali insieme a Lorenzo Antonio. Così aveva dichiarato lo scorso 25 luglio il procuratore di Treviso Marco Martani, annunciando i primi 4 arresti per l'omicidio su commissione a Conegliano della 72enne Margherita Ceschin, trovata morta a fine giugno nella sua abitazione. Mercoledì sera El Vendrell, 70 km da Barcellona, è finito in manette José Luis Mateo Garcia, 29 anni, dominicano, considerato uno dei 3 esecutori materiali del delitto in concorso con Sergio Antonio Lorenzo, già in cella, e con il fratello di quest'ultimo, Joel, tuttora ricercato. Da ottobre su José Luis Mateo Garcia pendeva un mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Treviso. Il giovane è stato rintracciato al termine di una specifica attività di localizzazione svolta dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia su attivazione di Procura e Carabinieri. È stato dunque preso in custodia dalla Polizia Nazionale Iberica in attesa di essere consegnato alle autorità italiane. Gli investigatori sapevano che 2 dei presunti responsabili del delitto erano ritornati in Spagna, da dove erano arrivati espressamente per commettere l'omicidio, i cui mandanti vengono considerati l'ex marito della vittima, il 79enne Enzo Lorenzon, e la compagna 32enne di Lazy Guzman. La mattina dopo dell'omicidio li possiamo seguire nel loro percorso, verosimilmente a bordo del Freelander del Lorenzon, fino alla frontiera di Ventimiglia. All'appello manca dunque solo uno dei presunti killer, ma l'arresto di Matteo Garcia mette un altro punto fermo. Eravamo fiduciosi che questo avvenisse, anche perché la città era stata sconvolta da un ennesimo caso di femminicidio e ci aspettavamo tutti questa conclusione. Grazie alle forze dell'ordine abbiamo fiducia nella giustizia, ma ci aspettiamo una pena esemplare. Lo sforzo fatto dalle forze dell'ordine è stato encomiabile, hanno fatto delle indagini incredibili, il risultato è stato ottenuto, adesso ci affidiamo alla giustizia e speriamo che questa persona debba e rimanga in carcere molto 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 a lungo.